Presidente esecutivo, cari membri di esecutivo dell'Assemblea, saluto a tutti e a tutte. Semplicemente per dirvi che a Duriletto poco fa un contoreso di riunione in due c'era scritto che sarebbe apre un processo a abrogazione storica e ci hanno fatto parecchi un rimprovero spesso che il processo a abrogazione storica era qualcosa che usciva dalla maggiorità territoriale. Su contoreso di riunione è stato firmato da due persone, dal Presidente esecutivo a nome della nostra collettività, è stato firmato a nome del governo francese e dello Stato da Gérald Darmanin. E un anno dopo, che abbiamo francato un anno dopo potremmo fare constato che lo Stato non ha mai dato questa occasione storica al processo. Ma per noi non è mica una ragione per piantare il processo, per dire che il processo non c'è mica. Noi le muete parecchie volte in semiciclo qui, le muete parecchie volte in Parigi, abbiamo come via e unicamente qui a democrazia che ci abbia nella nostra lotta a democrazia e a difesa di interessi collettivi del popolo corso. Quando noi siamo in semiciclo, mica di più che ad altri, ma mica in meno, a democrazia e gli interessi collettivi. Quando noi siamo in Parigi, mica di più che ad altri, ma mica in meno, a democrazia e gli interessi collettivi. E dopo 8 anni che la famiglia nazionalista ha accesso alle responsabilità, mai il governo non ha dato accesso ai programmi palesate parecchie volte democraticamente dal popolo corso. Hanno cominciato il processo con le famose linee rosse, che ci mandano documenti che non corrispondono mica alla realtà di ciò che noi vogliamo per la Corsica e per il nostro progetto politico. Ma a tempo, una volta detto tutto questo, diciamo che, e le muete qui di noi parecchie volte, non c'è mica altra soluzione che riescita. Non c'è mica altra soluzione che la lotta politica, la lotta democratica. Non c'è mica altra soluzione che di metterci insieme in giro una dolla e trovare un accordo politico. E vorremmo signore Presidente e oggi Presidente esecutivo, a nome di Fema Corsica, che noi non vogliamo mica entrare in questo processo a livello sempre settoriale, a quando fondario, a quando i statuti, a quando l'agricoltura, ma vogliamo dire noi che la questione corsa è una questione fondamentalmente politica e che la deve trovare un sbocco politico. E trovare un sbocco politico che parte dall'accordo politico che ci tocca avere con lo Stato. E dopo l'accordo politico che noi vogliamo con lo Stato, con la riconoscenza del conflitto, perché il conflitto c'è stato, perché dopo i 50 anni ci sono uomini e donne che si battono a prodi a Corsica e che oggi noi ne siamo i rappresentanti legittimi e democratici di salute qui e di suo popolo corso, vogliamo un accordo politico con lo Stato e vogliamo una traduzione e una riconoscenza nella Costituzione per poter andare verso un statuto e poter andare verso un statuto che ci permette di fare legge a pro di corsi, a pro di un popolo corso e a pro di suoi interessi collettivi. Vi vogliamo dire che la nostra determinazione è totale, malgrado le difficoltà, malgrado le pietre che c'è in questa strada qui, ma la nostra determinazione è totale, era totale rimane, totale oggi e sarà totale domani. Ringraziavi.